Buonasera a tutti. Il tema di questa sera, come avete visto, è come creare un museo d'arte orientale a Genova da Edoardo Chiossone a Mario Labò, ed è una conferenza che si inserisce nel più generale tema legato alla munificenza, al mecenatismo, vale a dire quel processo per cui famiglie o singoli privati donano alla collettività tutti i loro beni perché la collettività ne possa fruire e godere. È un concetto molto importante che si sviluppa a Genova in realtà nella seconda metà dell'Ottocento e che segue, come tutti sapete, quello che era il modello londinese nel momento in cui nasce la National Gallery nel 1824. Ebbene, il Museo d'Arte Orientale racchiude dei tesori. Se ho ben capito, parlando con degli esperti anni fa, ci sono degli oggetti talmente belli che non sono in Giappone per dei motivi complessi assai, tali per cui molte volte dei giapponesi vengono a vedere in questo museo degli oggetti e dei beni di alta qualità che non possono vedere e di cui non possono godere proprio in casa loro. Come ci racconterà la dottoressa Aurora Canepari, che è laureata in Lingue e Culture dell'Asia Orientale a Ca' Foscari di Venezia ed è specializzata in lingua e cultura giapponese e collabora dal 2015 con il museo e ricopre attualmente il ruolo di direttore scientifico e conservatore responsabile. Ci parlerà la dottoressa Canepari di che cosa c'è dentro questo museo da un punto di vista artistico, mentre l'architetto Porcile, che è dottore di ricerca in architettura, ci parlerà del manufatto, delle caratteristiche dell'edificio di Mario Labò, questo manufatto che contiene tutti questi oggetti, tessuti, se ben ricordo, ceramiche, no? E così via. Bene, a voi la parola. Grazie. Buonasera a tutti, mi scuso innanzitutto perché ho un tono di voce un po' poco felice, quindi non sono al massimo delle mie capacità. Grazie per l'introduzione. Sicuramente è vero quello che è stato detto, il Museo Chiossone non è una collezione d'arte asiatica in Europa, ma è come se fosse una collezione giapponese, è stata presa dal Giappone e teletrasportata a Genova, e in tanti casi accogliamo studiosi giapponesi che effettivamente magari in Giappone esistono gli equivalenti, ma proprio per comparazione, per studio, per approfondimento alcuni dei nostri reperti, alcune delle nostre opere sono della stessa importanza che in Giappone viene riservata ai tesori nazionali, cosiddetti tesori nazionali. E quindi volevo un po' raccontarvi come nasce. In realtà io penso che molti di voi conoscano già la figura di Edoardo Chiossone, ma non si può raccontare come nasce questo museo senza raccontare le premesse fondamentali, perché il museo che porta il nome di Edoardo Chiossone in realtà è il 95%, è la collezione Chiossone, poi ovviamente è stato un pochino aumentato da acquisti e donazioni che sono state fatte al museo nella sua versione ultima, che è appunto quella civica, ma nasce proprio con l'identità di Edoardo Chiossone. Quindi ovviamente partiamo appunto dalle sue origini liguri, nasce ad Arenzano, studia all'Accademia Ligustica di Belle Arti, quindi la sua città poi in cui si forma è Genova, la professione in cui si perfeziona dopo essersi appunto diplomato professore di disegno diciamo, nell'insegnamento del disegno e dell'incisione, sarà via via quella sempre più di diciamo
indirizzare la sua capacità, il suo talento artistico appunto a quello dell'incisione. In età giovanile si viene riconosciuto a livello italiano, la sua prima partecipazione importanti appunto all'Esposizione Italiana di Firenze, l'ambito fiorentino, un ambito in cui lui riceve molta attenzione perché già un altro cugino era incisore a Firenze, e vengono premiate sue incisioni che venivano realizzate dalle opere vincitrici delle esposizioni della società promotrice. Quindi abbiamo, diciamo, una carriera di talento artistico di Edoardo Chiossone che già appunto lo fa riconoscere, lo dobbiamo tenere bene a mente, il suo carattere artistico. Quindi va questo ricordato poi nell'analizzare il tipo di collezione. È la collezione che, prima di essere la collezione di un collezionista, è la collezione di un artista, e poi vedremo tutte le altre varie vite e facce di Edoardo Chiossone. Questo è uno dei primi lavori a firma di Edoardo Chiossone, l'Italia artistica, o questo cosiddetto altro lunghissimo titolo del 1860, appunto, come vi dicevo, realizzato insieme al cugino al cugino e per Davide Chiossone. E questo è uno dei lavori per cui Chiossone è diventato più famoso appunto in Italia. Questo è un esempio molto felice di transizione in stampa, in modello di incisione, realizzato da Edoardo Chiossone, dell'opera del Barabino, appunto, che era stata realizzata per l'ospedale di Savona. Questa è una stampa che diventerà molto famosa e che verrà molto riprodotta e affermerà poi il talento di Chiossone, fino a, come vi dicevo, il suo affermarsi sempre di più con un'idea professionale che è quella del disegno, della progettazione per la decorazione delle banconote. Quindi insomma uno degli sbocchi professionali dell'incisione appunto poteva essere questo. Nel 1868 propone questo progetto alla Banca del Regno d'Italia, inizia un contratto appunto per la Banca del Regno d'Italia che lo porterà a lavorare alla fabbrica Dondorf & Naumann in Germania tra il 1868 e il 1872. Questo è un periodo praticamente di altissima formazione per Edoardo Chiossone, che diventa una sorta di perfezionamento dell'arte dell'incisoria, ma soprattutto anche delle tecniche di anticontraffazione che servono, che sono necessarie per il tipo di lavoro a linee che è richiesto per la stampa non solo delle banconote, in generale delle carte valori. L'azienda Dondorf & Naumann era in quel periodo l'azienda che stampava carta moneta per tutti gli stati-nazione che non avevano un loro poligrafico, e quindi intercetta, oltre, diciamo, alla commissione della Banca del Regno d'Italia, perché appunto nemmeno l'Italia in quel momento aveva ancora un poligrafico, intercetta la commissione, ottiene la commissione anche dell'impero giapponese. E viene richiesto un primo tentativo di stampa della prima banconota giapponese in stile occidentale, che è questa Geruman Shihei che potete vedere, banconota verticale, la prima su cui effettivamente Edoardo Chiossone testa le sue capacità con l'iconografia giapponese. Infatti in quel momento Edoardo Chiossone lavorava sia alla fabbrica Dondorf & Naumann per la Banca d'Italia, però arriva questa commissione, si chiede chi era disponibile, se si poteva appunto applicare Edoardo Chiossone, viene autorizzato, e quindi questo è effettivamente il primo esempio di lavoro. Questo sarà poi alle basi del successivo effettivo impiego di Edoardo Chiossone in terra nipponica, perché, come avete visto, il periodo 1872, insomma siamo vicini all'anno in cui poi Edoardo Chiossone si trasferisce in Giappone, che è 1875, lo precedono appunto una inchiesta, una ricerca da parte dell'impero giapponese di personale altamente specializzato, che in questo caso non che renda il Giappone autonomo. Nel frattempo infatti apre il suo poligrafico, fonda il suo poligrafico, e quindi va alla ricerca di personale altamente qualificato, non avendone in quel momento sul territorio giapponese. La richiesta quindi incontra quella di Chiossone e di altri tecnici, quindi la professionalità di Chiossone è quella comunque più alta.
che, diciamo, senza sapere nulla del Giappone, senza essersi mai interessato, quindi Kyosone non si trasferisce in Giappone né come collezionista, né come orientalista, né come viaggiatore, né come curioso esteta, diciamo, ma decisamente la sua scelta di trasferirsi in Giappone e fare una scelta straordinaria, che invece era stata, diciamo, anche rifiutata da molti altri, ora vi dirò quali molti altri, per l'inconscio, diciamo, lo sconosciuto, l'ignoto, l'ignoto che rappresentava il Giappone in quegli anni. Si trasferisce proprio per diciamo, finalmente soddisfare la sua professione, il suo ruolo professionale, per vedere finalmente riconosciuto il suo talento e la sua inclinazione artistica. Infatti questa è una strategia che appunto veniva attuata in quegli anni in Giappone. 1875 viene poco dopo il grande cambiamento epocale del 1868, in cui decade lo shogunato, quindi finisce il governo feudale del Giappone, diciamo finisce un po' romanzandola l'epoca dei samurai, e si passa, diciamo, a un nuovo governo che vuole in tutti i modi assomigliare all'Occidente, e quindi in questo modo la strategia appunto dell'impero è quello di andare a prendere stranieri nelle loro diciamo patrie d'origine, fare un contratto breve, chiedergli di andare in Giappone, fare un contratto breve con una specie di trasferimento di conoscenze e poi, diciamo, che ritornassero alla loro patria. Questo strategia, appunto, questo tipo di consulenze di stranieri erano chiamati Oyatoi Gaikokujin, e Edoardo Kyosone è il più importante esempio di Oyatoi Gaikokujin italiano che sia avvenuto, appunto, contributo dell'Italia a questa strategia giapponese. Gli altri che vedete sono gli altri italiani che hanno contribuito, ma solo Edoardo Kyosone rimane per tutta la vita in Giappone, perché dopo questo breve contratto, al quale appunto era necessario per avviare i lavori del poligrafico, quindi capire come funzionavano i macchinari e fare le prime progettazioni, insegnare ai primi allievi, i primi lavoratori dell'ufficio stampa cosa dovevano progettare. Inizialmente Kyosone avrebbe dovuto ripartire, no? Alla fine dei 3 anni gli viene invece fatto un contratto a vita, viene assunto come se fosse un cittadino giapponese e con, tra l'altro, uno stipendio molto 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 generoso, che è un altro punto che dobbiamo continuare a tenere in considerazione quando pensiamo alla collezione, perché non è una collezione fatta in economia, ma è fatta appunto con questi fondi che insomma vengono da un'intera vita lavorativa direttamente al soldo dell'impero, alla borsa dell'impero giapponese. Questo è un esempio di una banconota famosa progettata da Edoardo Kyosone. Altre carte valori che sono state da lui realizzate. Come notate c'è un'iconografia giapponese, ma c'è anche una mano di un artista occidentale. Questo perché era comunque intenzione del Giappone, proprio il motivo per cui tutti gli Oyatoi Gaikokujin che avete visto prima venivano dall'Italia, e tutti hanno avuto a che fare con l'arte in Giappone, quindi comunque il contributo diciamo tecnologico che il Giappone andava a cercare all'estero, per l'Italia era stato riconosciuto fondamentale l'ambito dell'arte, e quindi anche la mano di un artista italiano era molto apprezzata, era proprio voluta, perché il governo andava anche cercando un nuovo tipo di rappresentazione, quindi che si staccasse un po' dal resto dell'Asia e rappresentasse il Giappone come un paese più simile all'Occidente, quindi il primo paese dell'Asia più simile all'Occidente e capace di competere e di dialogare direttamente con gli stati-nazioni occidentali. Qui vedete un'altra banconota realizzata da Edoardo Kyosone, che però per noi è molto interessante per il terzo, diciamo, argomento caratterizzante della collezione che vi voglio portare, ovvero vedete la figura che è ritratta nella banconota è Daikokuten, il dio del denaro, il dio della ricchezza, che è caratterizzato appunto da questo sacco di abbondanti doni che porta con sé, e sempre seduto o in piedi su 2 grandi balle di riso, quindi la ricchezza del raccolto. La figura che noi vediamo nell'opera la troviamo nella nostra collezione
ad esempio questa piccola scultura, ma in realtà troviamo tantissime rappresentazioni di Daikoku-ten nella nostra collezione, sia in scultura che in pittura, e questo ovviamente ha portato, chi mi ha preceduto ovviamente, ma insomma anche per noi è confermato, ci ha portato a pensare che la collezione Kyossone sia nata con un intento di studio. Kyossone era un artista, doveva traslare gli argomenti iconografici giapponesi dalla tradizione alla sua mano occidentale, alla incisione, no? E al fine della banconota. Ovviamente non poteva farlo senza studiare storia dell'arte giapponese, senza studiare l'arte giapponese, la cultura giapponese e tutta la sua tradizione, per poter appunto dare un senso a quello che rappresentava. Quindi inizia probabilmente questa collezione con una volontà di comprendere, possedere per comprendere, avere per poter avere sotto mano continuamente, disponibili per il proprio studio, gli stili e gli oggetti dell'arte giapponese. Un altro elemento che aggiungo alla figura di Edoardo Kyossone, ci metto un po' di più per aggiungerla con un po' più di passaggi, questo è il ritratto ufficiale giovanile dell'imperatore Meiji. Questo ritratto è stato realizzato da Edoardo Kyossone. Questa è una prova provante, se non ci bastasse la sua firma sul foglio, perché questa è una fotografia che Edoardo Kyossone si fa scattare nella posizione in cui appunto l'imperatore avrebbe dovuto essere poi ritratto, perché il momento in cui a Edoardo Kyossone viene concesso di osservare le sembianze dell'imperatore è ovviamente molto breve, ed è abbastanza per riuscire a carpire velocemente il volto. Poi per il resto, diciamo, deve un po' arrangiarsi. Questo diciamo, onore che era stato dato a Edoardo Kyossone di realizzare appunto il ritratto dell'imperatore è ancora più importante se vi spiego due cose. L'imperatore non voleva farsi fotografare, quindi era impossibile ottenere una fotografia dell'imperatore, poi successivamente succederà, ma a quell'età assolutamente non voleva farsi fotografare, quindi non riuscivano ad avere un'immagine ufficiale del regnante da poter presentare come immagine ufficiale dell'imperatore sia all'interno appunto della nazione sia appunto per l'estero. Il secondo motivo appunto è che proprio per il motivo vi dicevo prima, volevano questa mano occidentale. Come vedete l'imperatore non veste le abiti tradizionali giapponesi, ma veste una divisa ufficiale occidentale, quindi allo stesso modo in cui si cerca di parlare un nuovo linguaggio, anche la mano appunto doveva essere quella di un artista occidentale, e quindi il grande onore, ovviamente Kyossone è molto onorato da questo impiego. 1888, quindi è poco dopo che si è trasferito in Giappone, e diventa questo il primo di una serie di tanti ritratti che farà Edoardo Kyossone alla corte imperiale, ai politici più importanti dell'epoca, a personaggi illustri, addirittura alcuni anche già morti, quindi anche ritratti postumi che vengono a lui affidati. E questo ci mette nell'idea dell'elite governativa, politica, intellettuale in cui Edoardo Kyossone viveva, lavorava e viveva, e dei contatti quindi con cui Kyossone, insomma, delle persone con cui ha vissuto e ha convissuto in Giappone. Allora, prima vi dicevo, Kyossone non era un collezionista. Abbiamo una grande disponibilità economica da parte sua, abbiamo una grande voglia di studiare l'arte giapponese, che si incontra con questa elite governativa, culturale, di intellettuali. Diciamo, le persone più importanti dell'epoca erano a disposizione di Edoardo Kyossone proprio per i contatti che aveva. Il suo capo, il capo del Poligrafico di Stato giapponese, Tokunori Ōsuke, è sicuramente una figura importantissima nell'inizio del collezionismo di Edoardo Kyossone, e anche per le attività che vengono a Kyossone affidate, come ad esempio questo viaggio nelle regioni del Giappone a vedere alcuni siti importanti dove venivano conservati, siti architettonici e archeologici, o dove venivano conservati i famosi tesori nazionali.
quindi questa campionatura delle ricchezze del patrimonio giapponese, a cui Kyossone collabora e contribuisce anche appunto con poi disegni e litografie, di cui ne vedete una qua, ma anche facendoli conoscere personaggi e collezionisti che, una volta saputo che Edoardo Kyossone aveva iniziato una collezione d'arte giapponese, non fanno altro che assecondarlo, non solo assecondarlo, lo incitano a continuare, e in alcuni casi anche con doni. E questo specchio, questo oggetto in bronzo è per noi importantissimo nella collezione, perché è l'unico oggetto che ci viene con una memoria scritta. Questo già di per sé è un oggetto straordinario, un reperto archeologico, ma per noi è importante che è stato donato appunto da Edoardo Kyossone, scusate, è stato donato a Edoardo Kyossone da Saisho Atsushi, che in quel periodo, diciamo un individuo importantissimo nella storia giapponese, che in quel periodo era governatore di Nara. Oltre ad essere governatore di Nara, era un grande collezionista, e una volta saputo che Edoardo Kyossone aveva iniziato questa collezione, decide appunto di donargli questo specchio per incitarlo a continuare la sua collezione. Questa è la memoria scritta che Tokunori Osuke, che li fa quindi conoscere, ha lasciato per documentare appunto l'importanza di questa relazione e di questo dono. E quindi questi sono un po' gli argomenti che fanno arrivare al formarsi di questa collezione. E poi una cosa a cui io tengo particolarmente, questo è un estratto da un libro delle memorie di viaggio di Aristide Olivari, che appunto va in Giappone e incontra Kyossone qualche anno prima appunto della morte, e fa la descrizione di come si trova la collezione Kyossone presso la casa di Edoardo Kyossone. Dice, ci rechiamo nella casa del signor Kyossone per osservare il suo museo giapponese. Quindi c'era già chiaro che Kyossone aveva all'interno della sua abitazione una collezione straordinaria, tale da essere chiamato museo giapponese nella sua epoca. Appunto c'è una descrizione di vari oggetti, tra cui i più numerosi, ovviamente, come data il suo interesse, sono diciamo le incisioni. Quindi ci sono tante incisioni che ancora oggi sono molto importanti per noi, ma anche armature, bronzi, come avete visto prima, il bronzetto di Daikokuten, porcellane, dipinti, lacche e via dicendo. E conclude Aristide Olivari dicendo: il signor Kyossone spese 20 anni della sua vita ed oltre 500.000 di lire in questa raccolta, che fatta da lui con quella competenza che ha nell'arte, quindi dichiaratissimo, non ha prezzo. Speriamo che questi tesori vengano un giorno ad arricchire qualche nostro museo. Ecco, questo ovviamente forse Olivari non poteva già dirlo, ma secondo me a colloquio con Kyossone glielo dice già che ha in questa intenzione, perché poi dopo pochissimi anni, scusate, salto un attimo questo passaggio, poi magari ci torno. Dopo pochissimi anni, quando Edoardo Kyossone muore, questa è la tomba di Edoardo Kyossone appunto al cimitero degli stranieri di Aoyama, lascia nel suo testamento una volontà esplicita riguardo alla sua collezione, che lui chiama collezione di arte giapponese e cinese, che appunto venga tutta donata alla sua scuola madre, l'Accademia Ligustica di Belle Arti. Questa è diciamo secondo me l'elemento più importante e anche un po' meno studiato, un po' meno approfondito, intanto della innovazione proprio di idea, del pensare a una collezione come una collezione che va a una accademia, quindi a un luogo di formazione, che è sicuramente stata l'idea di Edoardo Kyossone di andare a compensare quella mancanza dello studio dell'arte asiatica. Avendo lui studiato arte occidentale, essendo arrivato in Giappone si è accorto di non sapere nulla di un'intera altra civiltà, e quindi la volontà sottintesa di voler andare a compensare la mancanza dell'insegnamento all'interno dell'Accademia Italiana con la presenza delle opere che agli studenti sarebbero stati a disposizione. Quindi questa avanguardia, ma anche lungimiranza del suo dono è secondo me una delle caratteristiche più particolari della generosità appunto di Edoardo Kyossone, ma anche
all'interno sempre di questa volontà c'è l'intenzione di dare comunque sempre un futuro a questa collezione, pensando a delle clausole. Nel caso in cui l'Accademia Ligustica non avesse potuto mantenerla esposta, passava alla collezione del Principodone di Savoia. Se anche questa non poteva tenerla esposta, passava al Comune di Genova. E quindi è grazie a queste sue lungimiranze, ad aver pensato a tutte le possibilità affinché la collezione rimanesse esposta al pubblico, cioè che fosse un bene pubblico, che caratterizzano proprio l'intelligenza, ma anche appunto la profondità della volontà e del pensiero che sottintende questo dono. E meno male che appunto Chiossone ha pensato a tutte queste casistiche, perché effettivamente la collezione viene spedita dopo la sua morte in Italia, viene sistemata all'interno dell'Accademia Ligustica di Belle Arti, viene inaugurata nel 1905 alla presenza del re e della regina d'Italia, e da lì è una collezione esposta al pubblico fino agli anni 40. E gli anni 40 viene ovviamente, come per tutti, scusate, questo è un appunto, 1905 è la prima collezione di arte asiatica a essere aperta al pubblico in Italia, quindi un primato importante. Ci sono altre collezioni asiatiche in Italia in quel momento, in Europa anche, no, che iniziano ad essere presenti, ma alcune non sono aperte al pubblico, ad esempio. Alcune sono depositate ma non sono ancora visibili, alcune non lo sono ancora oggi, anche sebbene esistano in Italia. E come vi dicevo, appunto, qui rimangono esposte dal 1905 al 1940 e in quegli anni, come accade per tanti beni, per fortuna per la maggior parte dei beni culturali italiani, vengono dislocate e messe in luogo sicuro in vista dei bombardamenti. Per fortuna, dicevo, perché ha proprio, queste sono tra l'altro le fotografie della soprintendenza fatte nel momento in cui si vanno a fare le casse per spostare le opere, quindi di documentazione di come si trovava la collezione esposta all'Accademia Ligustica. Nel 42 e nel 43 viene, tra i vari bombardamenti appunto che colpiscono Genova, viene colpito insomma la zona in cui noi siamo, ovviamente va a fuoco il piano dell'Accademia Ligustica dove era esposta la collezione Chiossone, quindi se non fosse stata dislocata sarebbe andata completamente distrutta, e vedete proprio che ci sono le finestre con il segno delle fiamme. E invece in rosso vi ho segnato un altro luogo che è nel bombardamento del 43 invece viene colpita Villetta di Negro, la villetta del Marchese. Questa è una fotografia, io spero sia corretta, ma appunto dopo il bombardamento, quindi abbiamo nello stesso periodo storico il momento in cui si incontrano le nostre narrazioni. Quindi io ora lascio la parola a carissimo Gianluca che vi porta invece sulla seconda vita del museo. Quindi io adesso lascio. Grazie mille, magari riprendo la parola dopo solo per invitarvi al museo e fare alcuni inviti e alcune comunicazioni. Vuoi venire da questa parte? Ti alzi? Io mi metto in piedi perché sì, vuoi prendere prendo questo microfono. Pronto? Ok. Scusate. Sì, assolutamente. Allora, innanzitutto, grazie ad Aurora per aver, introdotto con, mi dispiace dirlo, ma la parte più importante in qualche modo, è un po' come con i regali, c'è il contenuto, c'è la scatola, io vi parlerò della scatola e senza neanche farlo apposta, sostanzialmente ripartiamo praticamente dalla stessa immagine. In qualche modo siamo in un tema che parla di mecenatismo e in qualche modo uno dei paradossi che ora vedremo è che il trasferimento alla Villetta nasce da un atto di mecenatismo in modo molto molto indiretto. Pochi anni prima la famiglia Lugioro, io tendo a tenere alla pronuncia ligure anche se è l'uso che fa la regola, ci sta fermando Luxoro, ha donato la sua abitazione a Capolungo per l'istituzione di un museo che doveva essere la dimora storica. Orlando Grosso, nel contesto di una risistemazione da lui avviata dei musei genovesi che poi verrà proseguita con esiti molto
molto importante da Caterina Marcenaro, che gli succede grosso modo in quegli anni, pensa a come ridistribuire le collezioni e in qualche modo c'è la sfida di organizzare un nuovo museo all'estrema periferia della città, in qualche modo un museo che sotto certi aspetti potrebbe essere un doppione di un altro museo che è in quel momento il Museo della Villetta. Parliamo di una ricostruzione che vede come figura fondamentale Mario Labò, che in qualche modo si trova ad avere a che fare con un luogo che ha un portato storico molto complesso. È grosso modo il 48. A Mario Labò viene in qualche modo affidato l'incarico di una progettazione, forse la prima storia di una consulenza per un nuovo museo, in uno spazio estremamente significativo e simbolico della città. Scusate, ecco qua. Credo di aver messo qualche slide, ma la riprendiamo. E quindi in qualche modo, come dire, partiamo in qualche modo saltando da una serie di elementi abbastanza complessi, ovvero dire da come il contenitore, il museo stesso, il suo stile, lo stile dell'architettura si integra in un processo, come dire, circolare e non strettamente cronologico con le scelte progettuali, ma anche delle vicende che riguardano la città nel suo complesso. Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la cultura architettonica italiana deve scontrarsi con un profondo ripensamento di una serie di coordinate che sono stilistiche, ideali e ovviamente anche politiche, forse più che politiche potremmo dire civili. Mario Labò, ed è, come dire, molto interessante, partecipa in una doppia veste ad una collana che è una delle prime collane di architettura che vengono stampate nell'Italia post-bellica e che è sostanzialmente una collana di monografie molto piccole e molto agili di diversi architetti. Mario Labò cura in particolare una pubblicazione su Giuseppe Terragni, che era morto alcuni anni prima e che di tutti gli architetti italiani è quello che meglio aveva rappresentato il razionalismo italiano. È famosissima la casa del Fascio di Como, quindi quell'architettura basata su volumi puri, sull'apertura delle finestre, sulla mancanza di ornamento e su un fondamentale e assoluto rigore geometrico. Però Mario Labò all'interno di questa collana fa un'altra, come dire, cura un'altra opera che viene stampata non a nome suo, ma a nome del figlio Giorgio, che parla di Alvaralto. Giorgio Labò era stato, come dire, ucciso dai tedeschi per la sua attività nella guerra partigiana, era uno studente di architettura, stava curando una tesi di laurea su Alvaralto e in qualche modo è interessante che il padre dedichi questo tributo al figlio, ma in qualche modo questo nasconde anche una riflessione più profonda sullo stato dell'architettura dell'epoca. In qualche modo è come se Labò ci dicesse: Terragni, quel razionalismo a cui Labò stessa aveva aderito, è in qualche modo uno degli stili che ha fatto parte della storia dell'architettura italiana ed europea tra le due guerre, e in realtà nuove tendenze si stanno affermando, sono le tendenze che i nuovi architetti porteranno avanti, che nella letteratura critica italiana e non solo verrà generalmente portata avanti col nome di architettura organica, quasi in un contrasto, in un dualismo con l'architettura razionale. Alvaralto è forse il più importante interprete dell'organicismo europeo, venendo dai paesi scandinavi e dalla Finlandia, ed in qualche modo come se Mario Labò ci dicesse: c'è una tradizione razionalista di architetti oramai in qualche modo maturi che hanno vissuto la fase tra le due guerre, e c'è un'architettura che è l'architettura che in qualche modo forse sarebbe quella che, come dire, mio figlio, se fosse ancora vivo, se non fosse stato ucciso, avrebbe portato avanti. E questo è particolarmente interessante perché ci permette di... Scusa? Sì, però... Sei incantato? Scusami, sei incantato il telecomando? Passo il telecomando per un secondo e lo attivo subito. Perfetto. Quindi Mario Labò, che a questo stile razionalista aveva aderito, e in qualche modo l'esempio più rappresentativo era il ristorante San Pietro alla Foce, di cui sopravvive uno scheletro quasi irriconoscibile,
si trova a fare nel 1948 un progetto che stilisticamente e concettualmente era molto affine a quello stile. È un architetto in perfetto stile razionalista, vede i volumi puri, l'assenso di cornicione, la mancanza di ordinamento, il prevalere di finestre del taglio originale, la grande presenza di superfici vetrate, un utilizzo del cemento armato abbastanza chiaro ed evidente, vediamo la fila di pilastri e gli elementi portanti portati in superficie, quindi un progetto che nel 1948 è sostanzialmente in continuità con la progettazione che Mario Labò aveva portato avanti tra le due guerre. Però, come dire, questo in qualche modo ci porta a fare una deviazione. Mario Labò è una figura molto complessa e in molti casi anche difficile da interpretare, perché ha molti volti. Oltre a quello che abbiamo introdotto, che è il suo ruolo di progettista, di architetto, attiva, anche molto, come dire, molto fortunato, molto prolifico come carriera, è anche uno storico. Come storico, e questo è interessante notarlo, rientra in qualche modo nei canoni della storia locale, quindi di quella storia che con estrema competenza si occupa delle date, delle attribuzioni dei singoli edifici nel contesto di un luogo, quindi non fa parte di quella collana, diciamo, di storia che guarda i grandi fenomeni, fa una storia molto portuale, in molti casi concentrata su una serie di piccole monografie di edifici dove vengono indagate i più minuti dettagli della storia. Tra i suoi testi di carattere monografico ce n'è anche uno sul Barabino che curiosamente non attribuisce la Villetta del Negro al Barabino, contrariamente ad una certa attribuzione di carattere popolare che tendeva a considerare la Villetta del Negro come opera del Barabino. Naturalmente, diversamente dalla storia dell'arte, le attribuzioni in architettura hanno un valore piuttosto labile, perché come dire, non sarebbe affatto improbabile che un qualche disegno del Barabino, un qualche studio del Barabino fosse poi stato trasposto nella villetta, un'influenza indiretta, un'opera di scuola, talvolta un'idea soltanto verbale trasposta, insomma è molto complesso ricostruire. Però è interessante cominciare a notare come siamo in un'epoca in cui comunque Labò porta avanti e approfondisce il suo rapporto con la storia e in qualche modo, dovendo operare sulle Villette del Negro, opera su un edificio di cui lui non riconosce la paternità al più importante architetto neoclassico genovese. E quindi, come dire, abbiamo fatto un passo indietro. Qua stiamo guardando la villetta e notiamo in qualche modo una cosa che è tutto interessante notare, è che la villetta è un edificio molto genovese per il suo complesso rapporto con il territorio. Una delle particolarità forse più ovvie per un genovese che guardi la sua città e più singolari per uno straniero che la guardi è quanto Genova sia difficile da leggere con gli strumenti di un'altra città. Se io guardo questa immagine, in qualche modo mi verrebbe da dire: c'è un importante edificio, c'è una via che porta a questo importante edificio, che è composto da un grande basamento lausato e da un corpo di fabbrica superiore. In realtà la via, che è la via Carlo Felice attuale del 25 aprile, non porta alla villetta, e peraltro il grande porticato che vediamo non fa neanche parte del complesso della villetta, che non si trova al centro di un lotto, ma si trova ai suoi margini in un sistema di rapporti visuali che sono, come dire, non intuibili dalla sua, come dire, rappresentazione anche in forma di fotografia, ma che in qualche modo vanno scoperti raggiungendola. L'altra parte del portato storico in realtà è, come dire, legato alla villetta. Se, come dire, il nome di Giancarlo del Negro è il primo nome che viene in mente parlando della villetta per l'attività culturale, per il salotto letterario e culturale che vi si svolgeva, però c'è un'altra figura che non si può trascurare tra le volte che attraversano la storia delle villette, ed è quella di Giacomo Doria, alla cui volontà si deve la trasformazione dell'interno della villetta per ospitare il primo nucleo del Museo d'Arte Naturale che, come dire, crescendo molto rapidamente di importanza e, come dire, diventando una delle collezioni naturalistiche più importanti d'Italia, aveva dovuto in realtà dopo qualche decennio trovare una sede di dimensioni molto superiori, ma in qualche modo la memoria legata alla villetta era legata a questa configurazione: un grande spazio centrale, una serie di ballatoi, le vetrine su tutti i lati, la luce che proviene dall'alto e alcune caratteristiche ereditate dalla villetta storica, tipo l'ingresso da quel piccolo avancorpo laterale che in qualche modo, come vedremo anche più avanti, è una caratteristica estremamente interessante e in parte unica.
Abbiamo detto che il museo di storia naturale si trasferisce, per un breve tempo c'è un museo geologico, dopodiché, come dire, in una situazione che negli anni 30 precede i bombardamenti, diviene una sorta di museo della storia della città. Abbiamo un articolo che lo descrive: visione della Genova che non è più, statue con i tipici abbigliamenti dell'epoca, la signora tutta trisceprini, la paesana che sarebbe la venditrice di noccioline, bene ha fatto il comune a voler riunire tante vecchie care cose nostre. Insomma, un museo che in qualche modo sembra avere un programma molto netto, molto particolare. Genova è in quel momento forse la città italiana che più rapidamente si sta trasformando, è la città delle trasformazioni portuali, è la città, come dire, degli idrovolanti che fanno lo scalo sotto la lanterna, delle grandi centrali elettriche tra le prime termoelettriche che vengono costruite, è la città che in qualche modo vede costruire i primi grattacieli italiani. In qualche modo il ruolo della villetta sembra quello di essere: ok, troviamo un angolo per i nostalgici, per gli amanti delle vecchie cose. Questa concessione locale, quasi localistica del museo, come dire, quasi un museo dedicato, come dice l'articolo, alla nostalgia, in qualche modo forse non poteva che dispiacere prima Orlando Grosso e ancora di più poi a Caterina Marcenaro, con il loro intento invece di trasformare il sistema museale genovese in un sistema moderno, ma in qualche modo un luogo che fosse luogo, diciamo, di studio e di cultura e non luogo di svago o di ristoro o di sollievo per gli animi nostalgici. E qui in qualche modo, come dire, ci riallontaniamo ancora di più dal museo per affrontare un aspetto assolutamente fondamentale dell'opera e del lavoro di Mario Labò. Se come storico dell'architettura Mario Labò rientra nei canoni della storia locale, con grande attenzione al singolo manufatto, al dettaglio, alla data, all'attribuzione, Mario Labò è anche soprattutto uno dei più grandi intellettuali italiani per quello che riguarda la traduzione di opere straniere e l'introduzione per il pubblico italiano della più aggiornata e più criticamente rilevante letteratura architettonica europea e americana. A Mario Labò e a sua moglie Enrica Borburgo si devono la traduzione di Mumford, di Gideon, di Pevsner e più tardi, ad opera della solo Enrica Borburgo, perché nel frattempo Mario Labò è mandato, la prima traduzione italiana dell'opera, forse di uno dei più geniali storici critici dell'architettura, che sarà Rainer Banham. Ma noi in questo caso ci concentriamo su una relazione molto forte che Mario Labò ha con Louis Mumford. Mumford è un esponente, torna, come dire, in questo caso il termine, dell'organicismo americano, ma non è l'organicismo reichiano, è un organicismo forse più profondo, che guarda ai complessi rapporti tra la città e il territorio, tra le persone e le cose, perdonatemi il titolo mutato da Foucault, che in qualche modo merita di essere indagato e che in qualche modo siamo costretti a indagare per un percorso in qualche modo ellittico. Mario Labò è in corrispondenza con Louis Mumford. Mumford ha una grande influenza in certi ambienti culturali italiani e forse verrebbe da dire soprattutto genovesi. Troviamo in un testo del 54 a firma di Cesare Fera un commento sul libro di Mumford che ci apre alcuni spiragli di straordinario interesse su quello che deve essere un dibattito culturale all'interno della città. Innanzitutto, come dire, lapidario, Mumford è un filosofo ottimista, è in qualche modo, come dire, una figura adatta per incarnare la volontà di ricostruzione di un luogo. Ma quello che in qualche modo viene detto è questo nodale: l'uomo non può più creare pesanti fardelli da portarsi dietro, perché le trasformazioni degli oggi sono troppo veloci. Per sfuggire al monumento c'è un mezzo efficace, il museo. Ecco, in questi brevissimi estratti leggiamo anche un aspetto fondamentale per comprendere la cultura architettonica genovese di quel periodo, ed è un profondo dualismo, quasi come dire una contrapposizione culturale tra due figure che in realtà hanno anche molti aspetti simili, che sono Mario Labò e Luigi Carlo Daneri. Daneri opera nel senso di una monumentalizzazione dell'architettura residenziale.
come dire, i critici negli stessi anni riconoscono quanto il quartiere nella casa Fortequesci, più ancora di quello precedente che è il quartiere nella casa Mora degli Angeli, siano gli esiti più spettacolari del 2 settenni in a casa, quindi una vera e propria opera di dire i nuovi monumenti non sono più i palazzi del governo, le prefetture, i palazzi di giustizia come sono stati in qualche modo durante il ventennio fascista. I monumenti di un'Italia democratica sono le case, soprattutto per le case popolari, le case per chiunque, per i ceti meno abbienti. Dall'altro lato invece un altro ambiente più, come dire, meno vicino alle Corbusier ma più vicino a Louis Bamford, dice: non dobbiamo monumentalizzare l'architettura residenziale, non dobbiamo costruire nuovi monumenti in un momento in cui le trasformazioni tecnologiche e sociali sono così rapide e di fatto costruire un nuovo monumento significa costruire un fardello sulle spalle delle generazioni future. L'unico monumento legittimo è il museo, perché è il luogo dedicato alla conservazione della memoria, dell'identità e del patrimonio. E, come dire, non è forse un caso in qualche modo che, leggendo le decine del testo italiano, leggiamo delle frasi che ancora una volta ci mostrano la complessità, talvolta le contraddizioni del pensiero di Labò. Troviamo una frase nell'edizione italiana di Bamford che in qualche modo fa riferimento ai bombardamenti di Londra e di Varsavia, e sono frasi che oggi a noi appaiono scioccanti, forse, come dire, più oggi che 2 o 3 anni fa. Le bombe demolirono opportunamente i più catapecchi in poche settimane di tutte quante le riforme edilizie e le amministrazioni municipali fossero state capaci di demolirle in un secolo. Procedimento brutale, ma i risultati nel complesso furono benefici. E uno degli aspetti più curiosi di questo brano è che è un brano scritto nel 1938 che parla dei bombardamenti di Londra e di Varsavia. Quindi il problema è sostanzialmente che queste frasi comparono nell'edizione italiana e sono ascrivibili probabilmente perlomeno ad un rapporto tra l'autore e il curatore dell'edizione italiana. È interessante perché questo, per esempio, in realtà contraddice altri testi di Labò, grosso modo coevi, che invece ribadisce la necessità di preservare il tessuto del centro storico senza voler operare cambiamenti troppo drastici di un tessuto che comunque rimane come vivo e vitale. Ecco, questa complessità anche in qualche modo nell'operare nella città, in qualche modo la complessità è un organismo, la città è un organismo talmente complesso da non poter essere riassunto in facili ricette, ci permette di analizzare un altro rapporto complesso. Negli anni 50, tra la fine degli anni 40 e nel corso degli anni 50, lo studio di Mario Labò realizzò moltissimi edifici. Molti di questi edifici li vediamo tutti i giorni del centro storico. Potremmo dire, non li vediamo tutti i giorni perché non li notiamo, rappresentano quelle ricostruzioni attuate nel dopoguerra di un'architettura in qualche modo pensata per non essere appariscente, per non essere dotata. Potremmo quasi dire che è un'architettura volentemente, scientemente e significativamente priva di qualità architettoniche, priva di qualità formali e compositive. Qua vediamo, come dire, l'edificio che sta in Via delle Fontane, altri ce ne sono, non li elenchiamo, ma è interessante notare come Mario Labò di fatto sembra voler dire: costruiamo un'architettura fatta per non essere notata, fatta per non essere un monumento. Era verosimilmente un'architettura fatta per dare nel più breve tempo possibile un tetto ai tanti sfollati. Siamo più o meno negli anni in cui viene girato Le mura di Malapaga, vi risparmio la mia versione del titolo francese, che in qualche modo ci mostrava la difficile vita delle persone che vivevano di fatto all'interno dei ruderi degli edifici bombardati. E probabilmente in quegli stessi anni il senso era: costruiamo case, costruiamole in fretta e costruiamole in modo che non vi siano rimpianti a demolirle quando le mutate esigenze portino ad una trasformazione urbana che comporti questa demolizione. E questo secondo me apre un inciso, un tema molto interessante, perché la verità è che oggi questi edifici sono forse una parte così significativa di un dibattito architettonico con grandi punti di regolarità che paradossalmente varrebbe quasi la pena di tutelarli, ma come dire, è uno dei tanti paradossi in cui si trova la storia. Però in qualche modo questo ci porta di nuovo, stiamo continuando a girare attorno al museo in questa sorta di percorso a spirale. Affrontiamo un altro aspetto del lavoro di Labò. Labò sicuramente ha un ruolo fondamentale e centrale nel dibattito culturale nel contesto dell'architettura genovese, però è anche una figura riconosciuta fuori da Genova, molto importante, e vediamo quindi
in un complesso sistema di fonti il suo rapporto con la storia, che è molto legato al rapporto con la storia che si sta, come dire, affermando in quegli anni nell'architettura italiana. Abbiamo in realtà, come dire, una serie di testi che è interessante indagare. Il primo, forse il più esteso come durata, è un testo pubblicato in origine su Paragone di Caterina Marcenaro, che parla di Palazzo Rosso e che ancora una volta in qualche modo crea un paragone tra l'architettura barocca e l'architettura organica. Abbiamo, come dire, la prefazione di Mario Labò ad un libro di Pevsner che parla di un saggio di Pevsner, quindi in qualche modo un commento di Mario Labò all'opera di Pevsner, e poi abbiamo importantissima la voce che Mario Labò redice per l'Enciclopedia Universale dell'Arte, la voce architettura, la sezione architettura della voce barocco. Questo complesso di testi ci dicono in realtà una serie di cose estremamente interessanti. La prima, molto interessante, è un commento che lui, che Labò, fa a Pevsner in qualche modo riguardo al concetto di manierismo, e dice: il manierismo è il primo stile occidentale della coscienza turbata, perché è aderente al trouble, all'angoscia, al dilemma, al problema della coscienza moderna. Mario Labò, rispetto ad architetti, come dire, più giovani che ci stavano affascinando, è un architetto in qualche modo anziano, ha una storia personale di sofferenza per la parte del figlio, quindi, come dire, non ha una visione consolatoria dell'architettura, e in un momento in cui il dibattito sugli stili architettonici è forse molto più vivo, anche in qualche modo molto più semplice, virgolettato, di quanto adesso, lui in qualche modo ci dice di inclinazione. Guardiamo al manierismo perché viviamo in un'epoca di complessità, di contraddizione, e in qualche modo il manierismo è il primo stile occidentale che in qualche modo cerca di rendere in architettura la complessità, le contraddizioni, forse, come dire, con un termine che è il più forte, il più duro di tutti, l'angoscia. È interessante notare che Labò, parlando della storia dell'architettura occidentale, mi sa che l'ho tratto un po' lunga, cerco di andare più rapido. Esatto. In qualche modo si lamenta che Pevsner non approfondisce, come in un suo saggio in questo libro, il tema dell'architettura del manierismo, che invece, come dire, nella fonte originale viene così descritto come una serie di espedienti formali che portano all'esagerazione di una direzione della composizione spaziale e nelle rotture della simmetria. Taglio un po', E Labò fa anche un'altra cosa nella voce nella voce architettura delle disciplinazioni dell'arte, che in qualche modo è un gioco molto complesso. Le dice: a Genova l'architettura barocca comincia nel 1562, che è interessante perché in qualche modo farebbe cominciare l'architettura barocca a Genova, perché in realtà, anche se lui, come dire, nell'organizzazione, nell'architettura della scheda la fa cominciare col barocco romano, però di fatto la anticipa per quanto riguarda l'ambiente genovese, ma chiaramente il suo scopo è stabilire un legame netto, diretto tra l'architettura barocca e l'architettura manierista a Genova. In questo senso veniamo alla Marcenaro, che dà una definizione del barocco genovese in antagonismo al barocco romano, dove in qualche modo dice che se il barocco romano deforma le murature, gonfa gli spalci, tende a strofetterli, il barocco genovese è sul fluire dello spalcio attraverso l'architettura, in qualche modo fondato su schemi rettilinei e una passione per l'ambiente esterno che tende a privilegiare un legame tra l'ambiente interno e l'ambiente esterno. E in qualche modo, come dire, questo ci riporta al concetto di museo. Ora, quando noi guardiamo in qualche modo l'evoluzione del museo degli anni 30, in qualche modo c'è, come dire, un antecedente, un riferimento che è, come dire, fondamentale, forse ineludibile, che è il progetto di Giuseppe Momo per l'ingresso dei musei vaticani, che in qualche modo usa la doppia spirale per gestire i flussi, ma in qualche modo anche per dare il senso di continuità della letteratura del museo. L'importanza di questo edificio in qualche modo viene ripresa, in qualche modo, come dire, facilmente riconosciuta in modelli romani e in modelli barabignani, che vengono riconosciuti
naturalmente di una figura fondamentale che non cita Momo, che è Bruno Gevi, che nel suo testo molto influente sulla storiografia e architettura in qualche modo stabilisce un legame molto forte tra barocco e architettura organica, e nel suo testo inaugura in qualche modo quel legame tra il Borromini e, come dire, un esempio famosissimo di architettura americana costruito sulla West Coast, che è il Morris Gift Shop, che, come dire, qualche anno dopo viene sostituito dal Guggenheim, che nel frattempo è stato completato. In qualche modo, come dire, il tema del museo a spirale permea buona parte del Novecento, a partire, abbiamo fatto un salto indietro dagli esempi Le Corbusiani, l'idea di un museo a crescita illimitata elaborato a partire dagli anni 30, che in modo molto interessante viene poi applicato ad un museo di arte occidentale in Giappone, quindi in qualche modo una sorta di specularità rispetto al Chiossone. E quindi, come dire, mettendo insieme tutti questi elementi arriviamo finalmente al progetto che tra il 52 e il 53 Mario Labò elabora per Villetta del Negro. Viene in qualche modo conservato il sedime originale della villetta, che è molto interessante ed è molto singolare, perché il museo non è posto al centro del parco, ma è posto al suo estremo confine. Viene mantenuto, anche se in realtà il museo viene spostato, le dimensioni vengono mutate, l'idea di un avancorpo, e questo è molto interessante, perché di fatto, entrando da questo piccolo avancorpo che quasi nasconde il corpo del museo, si ha l'idea di entrare in un piccolo padiglione, si ha la sorpresa di trovarsi all'interno di un edificio con una sua chiara monumentalità. E in realtà ci troviamo di fronte ad un edificio che in qualche modo, riprendendo la definizione che era stata in qualche modo ben sintetizzata da Caterina Marcinaro del 61, ricordiamo che questo progetto è di quasi 10 anni prima, del 52, abbiamo la estrema forzatura di un asse longitudinale. Tendenzialmente noi abbiamo un edificio che ha, come dire, fa forse un grande cortile centrale, ma questo cortile centrale, quando noi lo guardiamo nella pianta, quasi appare come uno strettissimo corridoio, e in realtà, come dire, la spazialità non è tanto leggibile in pianta quanto è leggibile soltanto in volume, perché lo sfalsamento dei diversi ballatoi fa sì che in realtà questo spazio non sia un rettangolo, sia quasi una sorta di serpentina ondulata che si dispiega attraverso i ballatoi con una spazialità, come dire, assolutamente unica e sotto molti punti di vista sorprendente. Qua vediamo il progetto del 52, che prevedeva una copertura a pagoda, poi rifiutata per, come dire, per un eccessivo riferimento, come dire, per un orientalismo forse un po' superficiale, però in qualche modo cogliamo uno degli aspetti forse più interessanti, uno dei riferimenti di cui non abbiamo ancora citato. In origine la collezione era ospitata nel Palazzo dell'Accademia. Uno degli aspetti più interessanti tra quelli conservati del Palazzo dell'Accademia, che è stato molte volte rimaneggiato come dire, dalla sua costruzione fino a oggi, è il grande scalone monumentale, che è uno scalone molto complesso, un grande spazio, un grande vuoto illuminato dall'alto, ma in qualche modo contraddistinto dalle rampe di scale che in realtà sono parzialmente visibili, parzialmente nascoste, e quindi rappresentano questo strano gioco di un percorso di salita che io non leggo dal grande vano centrale e che in qualche modo viene trasposto. Anche qua abbiamo un grande vano che da due lati ha un sistema di scale in realtà molto complesso, diversamente complesso rispetto a quello barabignano, però, come dire, ugualmente complesso. E questo in qualche modo ci permette di tornare alle situazioni che abbiamo fatto prima. L'assenza dell'estroflessione, i perimetri che si svolgono secondo schemi rettilini, il profondo legame tra l'interno e l'esterno dato dalla totale apertura verso l'esterno del piano terreno, in qualche modo velato da, come dire, quei grandi elementi lignei che avrebbero dovuto nelle intenzioni originali poter, come dire, sparire quando la bella giornata lo permetteva, ma anche il riferimento al manierismo che esagera una direzione della composizione spaziale e la rottura della simmetria evidente nel gioco delle scale che, come dire, sembrano molto semplici ma che in realtà sono straordinariamente complesse, rientrano appieno in qualche modo in questo sistema di riferimenti che abbiamo visto. Quello che in qualche modo viene lamentato è una cosa che per chi si occupa di storia dell'architettura è assolutamente fondamentale. Il progetto è del 52, alcuni aggiustamenti sono databili al 53, nel 53 il progetto è pressoché definitivo, il museo viene inaugurato nel 71. Se il museo fosse stato inaugurato nel 54 probabilmente sarebbe stato su tutte le storie dell'architettura. In realtà, come dire, quando viene inaugurato nel 71
il mondo della cultura, della critica e della storiografia architettonica in qualche modo si è mosso avanti. Mario Labò è mancato da 10 anni e quindi forse il museo passa sotto silenzio. Viene pubblicato su 3 riviste, non entriamo nei dettagli, che danno tutti analisi, come dire, assolutamente corrette del museo, ne lodano in qualche modo il rapporto con l'esterno, la distribuzione palmetrica, la qualità dell'esposizione, ma forse, come dire, nessuno l'affronta veramente dal punto di vista critico. Bruno Urgevi, parlando del museo, ne coglie alcune caratteristiche salienti. L'Herbaut orchestra un percorso direzionato continuo ma non uniforme, un continuo differenziato nelle varie fasi del suo avvolgimento, che con un linguaggio, diciamolo pure, un po' criptico, un po' involuto, in qualche modo, diciamo, riassumono quello che abbiamo detto prima. Un percorso a doppia spirale, come dire, quindi potenzialmente più complesso della spirale singola del Guggenheim, che in qualche modo si avvolge su se stesso, che è continuo, ma che in qualche modo non si semplifica in un unico asse, ma che presenta aspetti di grande differenza. Paradossalmente l'analisi critica, forse più accurata e più significativa, non è legata alla parola scritta ma è legata alle fotografie. Paolo Monti realizza una serie fotografica per questo museo, lui conosceva tutto il processo che aveva portato al rinnovamento del sistema dei musei cittadini, perché aveva collaborato con Delbini e con la Marcenaro, e purtroppo ci sono giunti solo i negativi e alcune stampe di prova, quindi non abbiamo le stampe ufficiali di Mario Monti, che sicuramente avrebbero forse restituito una luce diversa del museo. In qualche modo dobbiamo cercare di immaginarla, cercando di immaginare come che i negativi sarebbero stati resi col suo stile. Pone grande enfasi sui depositi e sul, come dire, sistema della parte del museo aperta agli studiosi, ma soprattutto coglie una cosa che è la cosa fondamentale, che è uno degli aspetti salienti del museo. Anzi, come dire, qua riassumiamo in 2 aspetti che caratterizzano il museo più di qualunque altro. Uno è un'apparente semplicità e una straordinaria complessità data soprattutto dalle scale. Poteva essere molto semplice, poteva essere un sistema, come dire, con 6 rampe di scale tutte uguali. Ogni scala è diversa da ogni altra scala ed è pensata per dare sul complesso del museo una vista e una processione unica, e questo emerge chiaramente dalle foto di Paolo Monti. E l'altro aspetto saliente e fondamentale è uno straordinario ribaltamento, che in qualche modo si inserisce, forse, come dire, porta al massimo grado quel ragionamento sul manierismo che era stato portato avanti da Labò. Qual è forse una delle immagini più consuete, più ovvie, più dirette, più simboliche, più rappresentative della storia dell'architettura? È il percorso verso la luce che viene dall'alto. È quello che vediamo in quasi tutte le chiese, quello che vediamo in un museo come il Guggenheim: si entra in uno spazio e avanzando si ha il contatto con la luce che scende dall'alto. Labò inverte questa processione, si entra in uno spazio fortemente illuminato e si sale verso le tenebre, quell'oscurità che ha una funzione precisa, quella di proteggere i capolavori più delicati della colazione, che sarebbero danneggiati dalla luce diretta del sole. E come si è salito dall'oscurità verso le tenebre, dalle tenebre, completando il percorso della doppia spirale, si scende di nuovo verso il grande spazio illuminato che sta al piano terreno, in un percorso che rielabora dei temi più consueti della storia dell'architettura, rendendolo forse straordinariamente più complesso, più ricco e forse anche più, come dire, significativo, anche in vista della vicenda personale umana di Mario Labò. E chiudo molto rapidamente. Quando guardiamo molte dell'architettura genovese e non solo del Novecento, abbiamo sempre un problema, quello del confronto tra le foto originali e la situazione attuale. Questa è la situazione non attuale al 2019, ma le variazioni sono minime e in realtà noi abbiamo la fortuna di avere uno degli edifici del secondo Novecento, sembra strano dirlo, meglio conservati della città. Sono ancora perfettamente, come dire, leggibili tutti i valori architettonici originali, è perfettamente leggibile lo straordinario rapporto che c'è in questo museo tra gli ambienti più illuminati e quelli più scuri. È in qualche modo, come dire, visibile lo straordinario rapporto enfatizzato dal disegno delle ringhiere tra il ballatoio e questo grande spazio, come dire, strettissimo, con, come dire, pensiamo alla proporzione aurea che è questa
quello che viene in qualche modo considerato come il rettangolo perfetto, e pensiamo quanto estremo è questo grande vuoto centrale così stretto, così lungo, che in qualche modo, come dire, crea uno spazio assolutamente unico, e soprattutto in qualche modo abbiamo questo straordinario percorso dove, guardando le scale, ci si aprono una serie di scorci che potevano essere tutti uguali e invece ci restituiscono una varietà architettonica assolutamente straordinaria in un edificio che tutto sommato rimane un edificio di piccole dimensioni. E con questo vi ringrazio, avendo paura di sapere di quanto ho sforato. Scusami, solo una cosa, non ho capito. Un attimo, mi perdoni. Chiedo scusa, ma dovrebbe parlare? Ma non fa male, non mo. Giuro che non. Ma magari ho capito male. Quando hai detto che le scale sono tutte diverse, cosa vuol dire? Che la pedata e l'alzata in verità... Allora, il rapporto pedata-alzata tende a rimanere costante, okay. Però ci sono dei grandi ballatoi in formato altrettanti. In alcuni casi le scale si intestano all'interno del ballatoio, in altri partono dal confine del ballatoio. In un caso, nell'ultima scala, ruotano di 90 gradi. Quindi di fatto non è una differenza nel rapporto alzata-pedata, ma è una differenza nel rapporto con l'architettura nel suo complesso, con i ballatoi e con la serialità dello spazio centrale. Prego. Ok, grazie mille. Riprendo un attimo la parola, solo passo velocemente alcune immagini del museo, ma insomma io penso che tutti lo conosciate, ma volevo, ora che abbiamo visto le bellissime fotografie di Gianluca, anche io ovviamente avevo portato una foto di Monti e un confronto, faccio un passaggio velocissimo di alcune delle opere appunto che sono conservate, ma più che altro perché non si sa mai, e quindi io nel dubbio porto sempre un po' di visioni anche di interni per fare venire voglia di venire al museo, ovviamente, ma soprattutto in chiusura volevo invitarvi a seguire la pagina Facebook del museo, dove sono pubblicate tutti i nostri eventi e le nostre attività, come anche il sito, sul sito dei musei del Comune di Genova, la sezione del Museo Chiossone, dove pubblichiamo le nostre mostre e le nostre attività. Per chi vuole vedere le opere che non sono esposte, sono in catalogazione, quindi si trovano diverse delle nostre opere che sono conservate nei depositi consultabili sul catalogo online dei musei del Comune di Genova, e invitarvi soprattutto alle nostre attività attuali, la mostra Muse d'Eroine, che è una mostra di opere della collezione Chiossone, quindi la nostra rotazione tematica, come diceva giustamente prima Gianluca, alle due gallerie superiori del museo sono esposte le opere di grafica e pittoriche, quindi che non possono essere esposte in modo permanente, quindi noi le esponiamo a rotazione con l'occasione di mostre tematiche. La mostra dedicata alla figura della donna nell'arte giapponese è stata prorogata fino al 30 novembre, quindi vi aspettiamo. A questa legata una serie di incontri, di approfondimenti. Il prossimo incontro è il 25 ottobre, interessante presentazione del libro, ma soprattutto lezione di Rossella Marangoni sulla le donne ribelli, o comunque il sovrannaturale, la concezione del sovrannaturale e della ribellione nella figura femminile giapponese. L'altra mostra che è attualmente in corso, che invece è fino all'11 di gennaio, Hiroshima Appeals, una mostra che mette assieme un messaggio molto forte contro la guerra, contro l'uso del nucleare, che proviene dall'eredità di Hiroshima e Nagasaki, che quest'anno, di cui quest'anno tristemente ricordiamo l'80° anniversario. Quindi una parte di mostra è storica, didattica, di spiegazione, voluto con le parole stesse proprie volute dall'Hiroshima Memorial Peace Museum, che ci ha donato i poster di divulgazione che preparano per l'autrice all'estero, e l'esposizione dei 29 poster invece del progetto vero e proprio, che si chiama Hiroshima Appeals, che è il progetto della JAGDA, che è l'associazione graphic design giapponesi, che dal 1983 pubblica un poster all'anno realizzato dal grafico giapponese più importante di quell'anno, che appunto esponiamo. Quindi esponiamo questi 29 poster che hanno essi tutti il messaggio appunto di smettere di fare la guerra e non utilizzare il nucleare. Quindi
è anche un'occasione per vedere la storia, lo sviluppo della storia del graphic design in Giappone, quindi vi invito anche a questa invece ovviamente è una mostra ospitata, quindi non fa parte della collezione Chiossone, ma fa parte anche della nostra missione, quella di continuamente entrare in dialogo con anche la contemporaneità. E quindi di nuovo vi ringrazio e insomma concludo, avevo già concluso ma riconcludo e ringrazio e ripasso la parola se ci fossero domande. Non abbiamo moltissimo tempo, però se ci fosse qualche domanda, prego. Nella monografia sul Museo Chiossone curata dalla dottoressa Failla mi sembra che si mettesse in rilievo che la posizione sociale di Chiossone in Giappone era superiore a quello che lascerebbe intendere la semplice posizione di direttore delle incisioni, giungendo quasi ad essere un quasi ministro delle finanze. Non poteva essere ministro delle finanze perché non era nato in Giappone, però si avvicinava. E poi le considerazioni sull'architettura inducono anche a ricordare i molteplici rapporti che esistono tra architettura soprattutto organica e architettura giapponese. Nel capolavoro assoluto di Lloyd Wright, le Casa Kaufman, Casa sulla cascata, sono stati notati influssi giapponesi e reciprocamente nel centro di Tokyo sono costruito un quartiere a imitazione del Rinascimento fiorentino, quindi sono due mondi che hanno in diverso modo colloquiato fra di loro. Assolutamente, allora intanto rispondo alla prima domanda. Chiossone non poteva assolutamente avere un ruolo ministeriale, era comunque uno straniero, quindi sicuramente era molto importante ed era tenuto in grande considerazione, ma era il sottoposto di un capo, cioè quindi c'era il capo del Poligrafico di Stato che ovviamente era giapponese e lui era a capo di un reparto che era il reparto stampa, incisione stampa del Poligrafico di Stato, quindi sicuramente dal punto di vista del rispetto che si nutriva Edoardo Chiossone era molto alto, non aveva l'equivalente di un suo ruolo lavorativo molto alto, quindi non era nemmeno un diplomatico Edoardo Chiossone, quindi ovviamente non può essere esagerato in modo tale. Ecco, sono sicura che non era nemmeno intenzione della dottoressa Failla quello di far intendere che avesse un ruolo simile a quello di Ministro delle Finanze. È sicuramente importante il contributo che Edoardo Chiossone ha, non vorrei dire indirettamente, ma comunque in modo collaterale dato, perché senza l'attività di Edoardo Chiossone in Giappone non ci sarebbe stata quella evoluzione della potenza economica che aveva quindi anche un corrispettivo grafico-iconografico. Quindi Edoardo Chiossone, meno conosciuto in Giappone come collezionista, ma più conosciuto per il suo ruolo, viene tuttora chiamato il papà della banconota giapponese, quindi il padre della banconota giapponese, quindi sicuramente poi come figura per il suo lavoro e come figura è stato molto riconosciuto e noto. Secondo argomento, assolutamente forse non è stato suggerito perché il Museo Chiossone, al di là appunto della magnifica presentazione che ha fatto Gianluca, ma ovviamente ci sono degli elementi che fanno dialogare la collezione che è lì conservata con il contenitore, che è una cosa rara e straordinaria, perché questo museo viene costruito appositamente per questa collezione, quindi nel momento in cui non si può più esporre l'Accademia Ligustica, il comune fa costruire un edificio apposta per, quindi ovviamente il lusso di costruire un edificio sapendo, mettendosi anche in relazione con la collezione che va qui esposta, che non è appunto una cosa così comune, soprattutto nel dopoguerra italiano, quello di avere una collezione d'arte esposta all'interno di un edificio appositamente realizzato per lui, sicuramente dà anche l'occasione di andare a recuperare un dialogo tra alcuni elementi strutturali, alcuni materiali che sono sicuramente un riferimento alla tradizione architettonica giapponese. Su questo però passo poi la parola a Gianluca per commentare. Grazie, cerco di essere rapidissimo. Allora, un aspetto interessante è che a livello italiano il riferimento più diffuso per quanto riguarda l'architettura organica è ovviamente Frank Lloyd Wright, che aveva scientemente considerato il Giappone come viaggio di formazione
più direttamente che i suoi viaggi in Italia. In qualche modo diceva: guardo all'architettura giapponese e non all'architettura italiana, in polemica con quegli architetti che negli Stati Uniti del periodo prediligevano lo stile italianate, che era sostanzialmente un'architettura all'italiana. Poi è un termine molto complesso, un po' ambiguo. Risaputamente Frank Lloyd Wright è un relatore inaffidabile, però lui sosteneva, in un momento in cui gli era caduto in disgrazia professionale, di essersi mantenuto come collezionista e mercante d'arte giapponese. Curiosamente le influenze architettoniche sono più, come dire, l'organicismo altiano e quello manfordiano che quello reitiano, sostanzialmente, come dire, per vicende culturali legate ai progettisti. Però c'è un aspetto molto interessante e molto curioso, che è la Villetta del Negro è costruito su uno dei bastioni, su uno dei ruoli predominanti delle scienze murarie 5-600esche. Dopo la costruzione della villetta in stile neoclassica vengono in posizione di rilievo costruiti altri edifici, che sono sostanzialmente Castello Brusco, Castello Mackenzie e il Castello di Albertis. Quindi vengono costruiti dei castelli generalmente, come dire, in stile neomedievale genovese il di Albertis, neomedievale fiorentino in stile Coppedè il Mackenzie, e in qualche modo forse una via di mezzo il Castello Brusco. È curioso che quando si ricostruisce la villetta vengono desunti degli aspetti, come dire, qua forse ti guardo, non tanto diciamo dalla casa giapponese quanto dal castello giapponese, anche perché bisogna costruire su più piani e quindi il riferimento è quello. Quindi diciamo che questo sistema abbastanza complesso di riferimento, come dire, il complesso tra, diciamo, delle mura di fortificazioni d'artiglieria alla moderna, su cui paradossalmente viene costruito un edificio carico di riferimenti a un castello, diciamo, di età feudale, che così in qualche modo non distinguiamo geograficamente, viene completato quando nel 71 viene inaugurato con come dire, il Museo del Albertis, come dire, aggiungendo a un castello genovese, a un castello fiorentino, in qualche modo un riferimento al castello giapponese. Dimentichiamo che Mario Labò, per motivi generazionali, si era ancora formato insieme all'eclettismo, come Luigi Carlo Daneri. Quindi per loro il ragionamento sugli stili, anche se filtrato dalla modernità, era comunque in qualche modo intrinseco alla loro formazione. Cosa rapidissima. Tra il progetto di Labò e l'inaugurazione passano quasi 20 anni, come mai? Allora, Bruno Ugevi le definisce un capolavoro di efficienza burocratica al contrario, se ricordo bene. Bella domanda. In realtà, come dire, molto probabilmente sono le normali difficoltà. Allora, purtroppo, come dire, la città si orienta su altre priorità. In qualche modo è abbastanza ben testimoniato che la priorità, c'è un'intervista al sindaco, che se ricordo bene è Pertusio, che suona un po' strana e più o meno suona così, come dire, è il tono quello che stupisce. I problemi di Genova, non qualche problema, i problemi di Genova saranno risolti con la sopraelevata? Risposta: no. Saranno risolti quando sarà completato anche il viadotto sul Polcevera, per dire quanto il traffico fosse il primo problema della città. A livello museale, come dire, la sistemazione di quelli che noi oggi chiamiamo musei di strada nuova sicuramente avevano una priorità anche per la, come dire, tutto sommato perché in qualche modo facevano più direttamente, diciamo, parte della tradizione anche artistica cittadina, insomma erano la sede. E molto spesso, come capita, quando qualcosa viene completato in fretta abbiamo un motivo, quando viene dilaziato non c'è un motivo, e questo è il problema. Posso dire solo una piccola cosa per quanto riguarda il ruolo di Chiossone come incisore. Quando lui viene, quando i giapponesi lo incontrano, è la missione del principe Iwakura, che si muove dal Giappone in realtà diretto agli Stati Uniti e all'Europa, col desiderio in realtà non realizzato di eliminare o migliorare le terribili inique sanzioni che gli americani nel 1853-54 avevano unilateralmente imposto al Giappone. Il principe Iwakura non ci riesce, ma
girano l'Europa e prendono degli elementi a modello della cultura e dell'organizzazione europea che a loro sembrano meravigliosi in quel momento. Il modello militare tedesco dopo la guerra franco-prussiana, visto che la Prussia ha sconfitto niente meno che la Francia, il modello industriale belga e inglese, e arrivano in Italia e sono affascinati dall'arte italiana, come la dottoressa Canepari ci ha fatto vedere le figure di architetti, perché a loro interessa molto, scusi me lo dico, l'esplicito, perché vogliono presentarsi come un nuovo paese a livello internazionale. E quale elemento poteva figurare all'interno di un'economia di relazioni internazionali se non una bella banconota? Una bella banconota era la carta di presentazione di un paese a un'economia solida. E allora quindi per loro il ruolo di Chiossone era straordinario. Avrete capito che un'atmosfera che è un argomento che mi affascina molto, però non si può continuare perché il tempo è scaduto. Io vi ringrazio veramente tantissimo, avete dato degli spunti interessanti e non è detto che non possiamo poi approfondirli. E vi dico però che giovedì 23 ottobre, sempre alle 17, il professor Guido Milanese dell'Università Cattolica di Milano parlerà di le ragioni del latino, tutto un altro argomento. Grazie, grazie ancora.